Un guizzo al 95esimo di Fabrizio Bontempo fa gioire la Nebros, che proprio sui titoli di coda della sfida contro la Ionica regala ai suoi vittorie e 3 punti pesantissimi per morale e classifica. La squadra di Palmeri ci prova con Petrullo dopo 2 minuti, ma il suo piazzato risulta alto. Risposta immediata della Ionica al minuto 9 con Allegria, che dal limite dell'area calcia col destro costringendo Mittica alla parata in 2 tempi. Poi la Nebros torna a spingere, prima Escolaro a chiamare Quartarone alla parata. Subito dopo De Gaetano col destro costringe l'estremo avversario agli straordinari e dal successivo angolo Sacca da 2 passi calcia in bocca al portiere. Allo scadere del primo tempo però la Ionica rimane in 10 uomini, viene espulso infatti il capitano Stari per fallo su Travaglia. Nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa, la Ionica troverebbe la rete del vantaggio con la conclusione di Allegria, che sbatte sulla traversa e finisce oltre la linea bianca, ma nell'occasione né il primo assistente né il direttore di gara si avvedono di ciò tra le proteste degli ospiti. I locali reclamano invece un calcio di rigore su Panzarella, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Ancora Nebros pericolosa al minuto 63 con la conclusione mancina di Bontempo, che non c'entra però la porta di Quartarone. Bersaglio che non trova nemmeno Titizan, il cui calcio piazzato sfiora di poco la traversa. Ma nel finale di gara la squadra di casa spinge alla ricerca del gol vittoria e dopo averlo accarezzato con De Gaetano al minuto 85, che da posizione vantaggiosa calcia centralmente su Quartarone, e un minuto dopo con il sinistro di Pontini che si perde di poco alto, la Nebros fa centro al minuto 95 quando Bontempo raccoglie il cross di Di Vita e col sinistro mette alle spalle del portiere, facendo così Nebros 1, Ionica 0 e tifosi di casa che possono far esplodere tutta la loro gioia. Per l'esperto capitano dei locali si tratta della prima firma in campionato. L'1-0 finale consegna dunque alla Nebros la seconda vittoria di fila in casa, il punto numero 6 in classifica, che consente ai ragazzi di Palmeri di scavalcare proprio la Ionica e di portarsi a 2 sole lunghezze dalla zona playoff.